Benvenuti su Talker.tk. Oggi, nel nuovo audio articolo, continuiamo il nostro viaggio nel meraviglioso dialetto siciliano. Siete pronti? E allora amuninni, pattemu. Iniziamo esplorando alcuni verbi fondamentali per la vita quotidiana. Pigghia significa prendere, e possiamo usarlo in frasi come pigghia chiddu libru supra u tavolinu, cioè prendi quel libro sul tavolino. Trasiri vuol dire entrare, trasica, non stare fora, che in italiano significa entra qui, non restare fuori. Per muoversi insieme, usiamo amuninni, che vuol dire andiamo amuninni a casa, che si fici tardu, andiamo a casa, che si è fatto tardi. E quando vogliamo esprimere il desiderio di parlare con qualcuno, diciamo parrari. Voglio parrari cu tia stasera, ovvero voglio parlare con te stasera. Passiamo ora ad alcune espressioni quotidiane. Chiddu indica quello o costui, chiddu è un me compari, quello è il mio amico. Se qualcuno se ne va, diciamo sina ghiutu senza dire niente, cioè se n'è andato senza dire nulla. Per indicare che qualcuno sta arrivando, possiamo usare stavinennu, aspetta, ca stavinennu. E se vogliamo dire siamo qui, diciamo semplicemente semuca, non ti scantari, semuca. Infine, c'è fuisti, che serve a indicare chi sparisce all'improvviso, uei, ti ne si fui tu all'improvviso, sei sparito all'improvviso, oppure Gianni Sinni fu iu chissà unni Sinni iu, Gianni se n'è andato, chissà dove sarà finito. Parliamo adesso di abbigliamento. I pantaloni in siciliano si chiamano causi, e possiamo dire mi cattai i causi nuovi, mi sono comprato i pantaloni nuovi. La maglietta si chiama maghietta, a maglietta russa ti sta buona, la maglietta rossa ti sta bene. Le scarpe invece si chiamano scappi, i scappi nuovi mi fanno mali, le scarpe nuove mi fanno male. Qui entra anche un modo di dire popolare sul calzolaio, u scapparu iavi sempre i scappi rutti. Significa che il calzolaio ha sempre le scarpe rotte, un contrasto ironico con il suo mestiere, perché mentre ripara le scarpe degli altri, le sue sono sempre danneggiate. Ci sono anche parole che descrivono persone e caratteristiche. Spacchiusu è un complimento, indica una persona brava, intelligente, simpatica o attraente, e possiamo dire chi stu picciottu è spacchiusu assai. Zitu significa fidanzato, mentre crastuna ha un doppio significato molto interessante. Letteralmente indica le lumache, mi piace mangiare i crastuna culagghiu, mi piace mangiare le lumache con l'aglio. Ma in senso figurato, crastuna serve a elogiare qualcuno per le sue doti e capacità. Mario è un crastunazzu, cioè Mario è un cornutone, nel senso buono. Sa fare bene certe cose e ha qualità particolari. Scapparu, come abbiamo detto, è il calzolaio, e infine futtisti in alcune zone significa mangiare chi futtisti stasera, che hai mangiato stasera. Ora passiamo ai colori, fondamentali per descrivere oggetti, vestiti o paesaggi. Bianco è bianco, a camisa bianca è eleganti, la camicia bianca è elegante. Niuru è nero, u cappottu niuru mi piace il cappotto nero. Giallo è giallo, u suli è giallo e forti, il sole è giallo e splendente. Virdi è verde, u giardino è tutto virdi, il giardino è tutto verde. Russo è rosso, a maglietta russa è bedda, la maglietta rossa è bella. Infine, arancioni è arancione, l'arancioni sunno frutti duci, le arance sono frutti dolci. Chiudiamo questa lezione con alcuni modi di dire siciliani, che racchiudono la saggezza della tradizione popolare. Uno molto noto è a lavare la testa all'usceccu si perde acqua, sapuni e tempo, che in italiano significa a lavare la testa all'asino si perde acqua, sapone e tempo, ovvero è inutile sprecare energie con chi non vuole cambiare. Un altro proverbio dice amuri, biddizi e dinari sunnu tri così ca non si ponno ammucciari, amore, bellezza e denaro sono tre cose che non si possono nascondere. E infine, cuavi picciuli campa filici e cunanavi perdi l'amici, chi ha soldi vive felice e chi non li ha perde gli amici. Questa era la seconda lezione di siciliano, un percorso completo tra verbi, espressioni quotidiane, abbigliamento, caratteristiche delle persone, colori e proverbi. Il siciliano non è solo un dialetto, ma un mondo pieno di gesti, calore e saggezza che vale la pena conoscere e vivere. Se questo articolo ti è piaciuto, non dimenticare di mettere un like e condividere. Per te è un gesto semplice e gratuito, ma per noi è fondamentale. Ti ringraziamo di cuore. E ricorda, Talker.tk, il portale che parla libero e sincero.